essere. Caso PFAS, l'inquinante riscontrato in alta percentuale nel sangue dei 14enni del Vicentino per il CNR. Il problema coinvolge anche altre regioni e sui limiti di legge Veneto pronto ad agire in autonomia. Non ce l'ha fatta l'operaio di 49 anni di Treviso che sabato scorso era caduto nella vasca di carico delle Vinacce nella distilleria di Monastier. L'uomo è morto questa mattina all'ospedale. Immagini scabrose di minorenni nel computer di un parroco, condannato a 5 mesi il prete di una parrocchia del Padovano. Incidenti in laguna Venezia, un motoscafo è finito contro una bricola, 2 persone sono cadute in acqua, una è rimasta ferita, sul posto vigili del fuoco e 118. Colpo di scena nella lunga e tormentata vicenda del deposito di GPL alle porte di Chioggia. La Capitaneria di Porto fa scattare il sequestro della struttura. Nuovo presidio alla Lovato, gli operai stanchi ed esasperati dopo gli scioperi e l'occupazione si appellano al sindaco di Vicenza Achille Variati, ci aiuti. Sport, la De Longhi Treviso Basket scalda i motori a pochi giorni dall'inizio del campionato di A2, una realtà sempre più consolidata non solo nel panorama sportivo della Marca. Ben ritrovati, prima edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Prima però di iniziare questa edizione una notizia giunta pochi minuti fa in redazione: allarme bomba Venezia, stavolta è una telefonata a creare scompiglio a Piazzale Roma, una telefonata appunto avvertiva alle 10:35: faccio esplodere una bomba. Nel mirino il tribunale, l'uomo si è qualificato come indipendentista veneto, tutto ovviamente da verificare l'attendibilità della minaccia. Subito però è stato attivato il protocollo di sicurezza con immediata evacuazione di tutte le persone presenti nella cittadella della giustizia. Misure analoghe sono state adottate anche al Tribunale a Rialto e al minorile di Mestre, visto che dalla telefonata non era chiaro a quale sede si riferisse il mitomane. Caso PFAS, l'inquinante riscontrato in alta percentuale nel sangue dei 14enni del Vicentino dopo il no del Ministero di fissare i limiti nazionali di concentrazioni nelle acque potabili. Veneto pronto ad agire in autonomia. Sentiamo. Il governo non agisce, Regione Veneto pronta a varare una propria legge sul tema PFAS. Problematica ristretta al nostro territorio, la giustificazione dietro la quale si trincera il Ministero della Salute, che nelle scorse ore ha negato la necessità di fissare limiti nazionali per la concentrazione di PFAS nelle acque potabili, una decisione che non è piaciuta al presidente del Veneto Luca Zaia, che è andato all'attacco parlando di decisione scandalosa. Se ci fosse un limite nazionale ci aiuterebbe molto di più nelle cause, nei contenziosi, ma anche essere molto più aggressivi nelle azioni da fare. Un problema, quello degli inquinanti, che in Veneto è causato dalla mitene di Trissino nel Vicentino, ma che riguarderebbe con origini differenti anche altre regioni, Piemonte, Lombardia e Toscana. E proprio sulla mitene Greenpeace presenta un rapporto secondo cui l'azienda sapeva e non ha informato gli enti locali. A Zaia l'associazione ambientalista chiede di bloccare tutte le fonti di inquinamento da PFAS e di abbassare drasticamente i livelli di sicurezza della sostanza nell'acqua, che attualmente in Veneto sono tra i più alti al mondo, dicono. Il governatore annuncia novità a breve. Avremo delle novità la prossima settimana rispetto al tema dei limiti sull'acqua potabile. Ed ora ci spostiamo nel Trevigiano, dove si è recato questa mattina il governatore Luca Zaia. Per noi sul posto Lucio Zanato. Lucio? Sì, buongiorno ai nostri telespettatori, buongiorno a te Daniela. Sì, mi trovo all'esterno dell'ospedale di Vittorio Veneto, dove questa mattina è stata inaugurata la ristrutturazione del punto nascita dell'ospedale. 150.000 euro di investimento, 20 posti letto, ma soprattutto la conferma che il punto nascita non verrà chiuso, anzi. Ma prima di questo il governatore ha voluto parlare di referendum e di autonomia, in particolare
proprio legato anche a quello che è successo ieri in Senato per quanto riguarda Sappada che possa passare al Friuli Venezia Giulia, e proprio ha detto questo: il segnale di Sappada è importante, il governo, il Parlamento, l'Italia deve prendere atto del fatto che se accetta che Sappada vada in Friuli deve accettare anche che il Veneto diventi sempre più autonomo, perché è un processo irreversibile. Non a caso Sappada chiede di andare in Friuli Venezia Giulia, lui continua ad avere richieste di comuni che vogliono andare o in Friuli o in Trentino Alto Adige, non ce n'è uno che voglia andare per esempio in Emilia o in Lombardia, segno che il passaggio ad altre regioni è puramente economico. Tra l'altro è un processo irreversibile, ma deve essere un processo non violento. Proprio per questo oggi pomeriggio a Mattarella, quando lo incontrerà, ricordiamo a Palazzo Ducale oggi pomeriggio a Venezia, confermerà che non ci sarà un processo come quello della Catalogna, ma che il principio verrà lo stesso, cioè che è determinato dai popoli e non dalla politica. Infine, sempre parlando di autonomia, la polemica con il PD sul residuo fiscale di 21 milioni di euro o meno, 21 miliardi di euro, ha risposto semplicemente: guardate i dati della CGIA di Mestre che sono dati super partes. Torniamo invece al punto nascita. Il Vittorio Veneto ha confermato anche che rimarrà aperto sotto i 500 parti l'anno. Sapete che questo è il limite minimo previsto dal Ministero, e tra le altre cose, sempre più Vittorio Veneto velocemente, ci sarà il surgery, cioè il potenziamento degli interventi che stanno all'interno di una stessa giornata, mentre ha sottolineato come l'investimento che fa la sanità, il Veneto nella sanità a volte riesce ad essere addirittura produttivo, con una macchina, quella nell'ospedale di Vicenza, che serve per operare in maniera robotica, digitale e addirittura il cervello. Bene, e questa macchina, per cui il Veneto sta pagando un leasing milionario, in pratica viene pagata dai tanti pazienti che vengono dalle altre regioni per farsi operare proprio nella nostra regione. Ultima nota di colore: quando il Presidente del Veneto ha girato tra le stanze di questo appunto del punto nascita, ha detto al direttore Benazzi: direttore, qui manca un bambino. La risposta del direttore Benazzi: Presidente, non ho più l'età. E con questo restituisco la linea. Bene, grazie Lucio. Andiamo avanti con la cronaca. Non ce l'ha fatta l'operaio di 49 anni di Monastir, vittima sabato scorso di un grave incidente sul lavoro alla distilleria di via Pralongo. Lorenzo Brisotto, questo è il suo nome, era svenuto a causa delle esalazioni e caduto in una vasca delle vinacce. Subito soccorso, era andato in arresto cardiaco. I paramedici del SUME l'avevano rianimato e stabilizzato, portandolo in ospedale. Le sue condizioni erano gravi, ma non si preannunciava un esito così drammatico. Stamattina il decesso, vasto il cordoglio in paese. Brisotto lascia la moglie e i 2 figli di 16 e 19 anni. E tragedia a Cesio Maggiore nel Bellunese, una mamma ha acceso la stufa a legno ed è morta per asfissia ed ustioni. Sentiamo. Un grave incidente domestico è costato la vita ad una mamma, Antonella Casanova, 51 anni. La tragedia è avvenuta a Cesio Maggiore. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe provato ad accendere la stufa a legna nella sua villetta con un liquido infiammabile. Le fiamme sarebbero però fuoriuscite, provocando un principio di incendio. Il fuoco ha investito la sedia, alcuni mobili in legno ed i vestiti della donna. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, ma la Casanova, che lavorava a Feltre, sarebbe morta per le ustioni riportate sul corpo e asfissiata dal fumo provocato dal rogo. A dare l'allarme il figlio, che tornando da scuola ha visto il fumo uscire dalla casa. Il primo ad intervenire è stato però un vigile del fuoco in pensione che passava di lì per caso ed ha cercato invano di salvare la donna. Sul posto i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Immagini scabrose di minorenni nel PC del parroco, condannato a 5 mesi un prete di una parrocchia di Padova. È stato condannato a 5 mesi di carcere con la sospensione della misura cautelare il sacerdote di una parrocchia del Padovano, accusato di avere nel proprio PC immagini pedopornografiche. La procura di Venezia, competente per i reati informatici, l'ha condannato con rito abbreviato. Il sacerdote era stato perquisito durante la notifica di un avviso di garanzia nell'ambito di un'altra inchiesta avviata dalla procura di Padova. Nel suo computer sarebbero state trovate foto orribili di bambini e ragazzini in pose hard. Per la detenzione del materiale recuperato all'interno
all'interno del computer, il prete è stato condannato a 5 mesi di carcere con la concessione della sospensione condizionale della pena. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna più dura, 2 anni di reclusione, ma il giudice per l'udienza preliminare non ha riconosciuto l'aggravante della grande quantità delle immagini. Non abbiamo dichiarazioni da fare, ha risposto la Curia attraverso l'ufficio stampa. Ed ora ci spostiamo a Venezia, dove si è verificato un incidente in laguna, ma per tutti i particolari ci colleghiamo con la nostra Ilaria Macchiori. Buongiorno da Venezia. Ieri sera, poco dopo la mezzanotte, alla Giudecca ci sono stati attimi di preoccupazione perché un'imbarcazione, per cause ancora al vaglio dei Carabinieri, è entrata in rotta di collisione con una bricola schiantandosi. A bordo c'erano 5 persone, 2 di queste sono finite in acqua. Una terza è rimasta ferita perché ha sbattuto invece contro un sedile, riportando traumi che hanno reso necessario il trasferimento in ospedale da parte dei sanitari del 118. Sul posto, tra la Giudecca e Cassessola, oltre ai militari dell'Arma, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno operato poi per un altro paio d'ore, dunque fino a circa le 2 del mattino, per mettere in sicurezza l'area e recuperare il motoscafo danneggiato, che poi è stato trainato in cantiere e sottoposto a sequestro da parte dei Carabinieri. Da Venezia è tutto, restituisco la linea. Grazie Ilaria, andiamo avanti, colpo di scena nella lunga e tormentata vicenda del deposito di GPL alle porte di Chioggia, sentiamo. La Capitaneria di Porto di Chioggia ha disposto il sequestro dell'area d'ingresso al cantiere del contestatissimo deposito di GPL alle porte della città. I militari si sono presentati alle 17 invitando gli operai che stavano lavorando ad allontanarsi, poi hanno posto i sigilli in base all'articolo 321 del Codice di procedura penale, che prevede la possibilità di un sequestro preventivo in fase di indagine in caso di situazioni d'urgenza. Non sappiamo quali siano le eventuali irregolarità commesse, commenta il vice sindaco Marco Veronese, ma siamo certi che la magistratura ha agito in modo ponderato. È un grande risultato che dimostra come le istanze mosse dall'amministrazione e da tutti gli altri soggetti non siano cadute nel vuoto. La società ha rilasciato un comunicato che puntualizza come il sequestro riguardi solo l'area d'accesso e non l'intero cantiere. I lavori resteranno comunque sospesi almeno per tutta la giornata di oggi. Condannato un anziano di Padova che per non pagare le multe dava da anni l'indirizzo sbagliato alla motorizzazione civile. Ha trovato un modo per non pagare 29 multe, ma il giudice l'ha condannato a 10 mesi di reclusione. Protagonista un 69enne dell'Arcella. L'uomo acquistava automobili e motociclette, ma quando firmava il contratto di acquisto indicava come residenza un indirizzo di Montegrotto Terme, al quale aveva abitato solo per un breve periodo. Un vero e proprio stratagemma per evitare le multe, che nel frattempo arrivavano per i motivi più vari. Dalla Polizia Municipale di Padova in 6 anni aveva collezionato infrazioni per quasi 1.300 euro, soprattutto per sosta vietata. 29 verbali impossibili da recapitare, visto che l'uomo era diventato irreperibile sul territorio italiano. Accusato di dichiarazione mendace, dopo aver richiesto il rito abbreviato, con relativo sconto di pena, il giudice l'ha condannato a 10 mesi, con pena sospesa, assolvendolo invece dall'accusa di truffa. I vigili infatti sono riusciti a rintracciarlo dopo l'incrocio dei dati rilasciati alla motorizzazione e una volta scoperto ha tentato di giustificarsi, parlando di una sorta di dimenticanza, che ora però pagherà cara. Affittavano false case agli Erasmus, smascherata una coppia di truffatori, sono stati incastrati da 2 studentesse. Proponevano contratti d'affitto a giovani universitari e, una volta incassata la caparra, non si facevano trovare. Grazie a 2 studentesse Erasmus, però, sono stati incastrati e denunciati per truffa un 29enne originario di Avellino e una 24enne moldava. I 2 si erano dati appuntamento in un bar di Galleria Tito Livio con altre 2 studentesse, una spagnola e un inglese, che gli hanno teso una trappola. Mentre tutti erano seduti al tavolino, una signora italiana, complice delle studentesse, ha chiamato le forze dell'ordine e gli impostori sono stati colti sul fatto. Le 2 ventenni straniere, entrambe a Padova per il programma Erasmus, avevano contattato i truffatori via web ad agosto attraverso il gruppo Facebook River Rooms. La coppia proponeva un'abitazione in affitto in Riviera San Benedetto al Civico 150. Dopo alcuni contatti via Skype e via mail, le ragazze hanno inviato in coppia un bonifico di 590 euro come caparra. Da quel momento i 2 truffatori hanno iniziato a tergiversare, adducendo scuse per non far vedere l'appartamento. Nel frattempo le giovani sono state contattate da uno studente tedesco, incappato anche lui nel gruppo che proponeva i finti affitti.
Le ragazze dunque hanno teso la trappola ai truffatori al bar con la scusa di dover firmare un nuovo contratto d'affitto. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di coglierli sul fatto e di denunciarli. Siamo nel Vicentino, Lovado, gli operai chiedono aiuto al sindaco Achille Variati, ma sentiamo tutto dalla nostra Vanessa Banzato. Buongiorno dalla redazione di Vicenza. Il sindaco del capoluogo iberico Achille Variati ha incontrato proprio questa mattina i lavoratori del Lovato Gas di strada Casale, 110 dipendenti che rischiano di essere lasciati a casa perché il gruppo Emiliano Landi, che ha acquisito lo storico stabilimento vicentino, ha deciso di delocalizzare, di trasferirsi insomma nell'Europa dell'Est, pare in Polonia. A Variati è stato illustrato lo scenario drammatico in cui si trovano tutte queste persone e soprattutto è stata sottolineata l'assurdità della vicenda. Infatti la ditta funziona, ebbene, ha chiuso, pensate, lo scorso anno con un utile di 1 milione di euro. Non si capisce cosa possa spingere a chiudere tutto, lasciare in mezzo a una strada 110 famiglie vicentine. Dal suo canto il sindaco Variati ha promesso che contatterà nel più breve tempo possibile sia gli amministratori della Landi che della precedente gestione. Ha assicurato che farà di tutto perché questa chiusura assurda non avvenga e intanto prosegue il presidio permanente 24 ore su 24 davanti al Lovato di strada Casale, perché i dipendenti non hanno nessuna intenzione di mollare. Per il momento è tutto, cedo la linea allo studio. Grazie Vanessa, buon lavoro, ed ora torniamo sul caso dell'incendio all'azienda di lavorazione rifiuti di Vidor, perché ad oltre un mese dal rogo l'attività è ancora ferma e con oltre 40 posti di lavoro sempre più a rischio. Nastri e sigilli ancora applicati alla Vidori di Vidor. A distanza di più di un mese non si può intervenire in tutta l'area del capannone, con il risultato che le oltre 40 persone occupate tra operai e impiegati sono ancora a casa, senza al momento nessuna prospettiva di rientro. Non solo, ci dice l'amministratore delegato Filippo Antonello, da qualche settimana pare che un gruppo di cittadini stia raccogliendo firme contro un ipotetico progetto di ricostruzione con tanto di inceneritore. Si vocifera a Vidor e dintorni che l'azienda abbia intenzione di questo genere, ma siamo assolutamente fuori da qualsiasi fondatezza. Noi abbiamo un progetto ormai datato di trasferimento della nostra azienda in un capannone in un'area più idonea, più moderna, con tecnologie nuove, che non prevede minimamente l'ipotesi di fare un incenerimento di rifiuti. Una situazione assurda per l'amministratore delegato, anche per l'altra relazione sul futuro dell'azienda. Una volta ristrutturata la Vidori, la vendete a una multinazionale che poi chissà cosa porta qua. Sì, anche questo si sente vociferare, altro argomento totalmente privo di fondatezza. Tutto questo mentre, dopo il dissequestro della magistratura di parte della sede, la Vidori attende oramai da tempo che anche il Comune ritiri l'ordinanza di inagibilità di tutta la struttura per poter capire se l'ipotesi di trasferimento sia ancora valida. Noi dobbiamo ricostruire comunque quella parte di struttura che è andata perduta, quindi potrebbe anche stare nelle ipotesi quella di ricostruire in maniera idonea alla nostra gestione attuale, e quindi potrebbe essere un'ipotesi concreta anche quella di non spostarsi più. Ma bisogna fare presto, perché diverse aziende si starebbero spostando per lo smaltimento alla concorrenza, con il rischio per la Vidori di perdere gran parte del pacchetto clienti. Vorrei ricordare che noi serviamo quasi 1500 aziende solo in Regione Veneto come clienti per il servizio di asporto dei loro rifiuti. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, rimanete con noi. Bene, siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari. Siamo a Treviso, nel quartiere San Zeno, a Borgomestre, dove c'è un'intera area infestata dai topi, dove oggi è stato addirittura catturato un serpente. A dare la caccia ai ratti, e non solo, anche i bambini armati di pistola d'aria compressa con pallini di plastica. Tu hai 7 anni, hai le pistole dei bambini, vero? Raccontami cosa fai con la pistola. Ammazziamo dei serpenti. Ma quanti serpenti ci sono qua? Tanti. E topi?
contenti. Del resto è il minimo che si possa incontrare se un bimbo gioca in questi luoghi. Immagini che raccontano da sole il degrado di questa zona di Treviso. Siamo a San Zeno, appena al di là della tangenziale, nel punto dove Borgomestre ora è divisa dalla ferrovia. E da prima che sorgesse la circovalazione qui vivono i Georgievich, famiglie ungheresi arrivate alla terza generazione. Nel tempo hanno anche costruito le loro abitazioni, hanno pavimentato le aree comuni, insomma tentano di tenere decorosamente i luoghi dove vivono e non solo. Attorno, per quanto possono, tagliano rovi e ramaglie, ma è una lotta impari di fronte al degrado della lottizzazione dimenticata Nascimben 1. Qui, ci raccontano i Georgievich, dovevano sorgere villette, palazzine e negozi. All'inizio, dopo il cartello, sono arrivate gru, impalcature e operai, poi più nulla, col risultato che ora tutta l'area è una discarica a cielo aperto. Pare che la proprietà sia in parte del comune, in parte di una società del gruppo Benetton, con questo risultato: rifiuti tra l'erba alta e i cespugli, con relativo proliferare di ratti e serpenti. Oggi ho catturato un serpente, è venuto alla protezione animale, se l'ha portato via e basta. Una cattura sotto agli occhi dei più piccoli che hanno immortalato il furgone dei veterinari. Noi abbiamo deciso di chiamarvi perché il comune di Treviso arriva fino al ponte, fa i lavori al ponte, non passa neanche di qua, ci ha abbandonato. Ci vengono bisce di tutto, abbiamo bambini piccoli come si vede, se qualcosa succederà ai nostri figli lui è responsabile, che noi non ce l'avevamo mai i boschi, noi puliamo e facciamo di tutto, il comune a noi non ci aiuta per niente. Si sentono dimenticati da tutti, Veneto Strade compresa, sottolineano, visto che qui è l'unico punto della tangenziale dove non ci sono nemmeno le barriere antirumore. Ma la zona che fa più impressione è questa, dove sorgevano le abitazioni di altri ex nomadi, ora trasferiti nelle case di Borgo Capriolo. Qui i bambini giocano dove di notte è un continuo via vai di veicoli che scaricano di tutto e dove ferirsi e infettarsi è una conseguenza quasi certa. Quindi cosa chiedete al comune? Un aiuto al comune, io ho fatto anche una domanda di un'emergenza abitativa, almeno che vengano a pulire, a tagliare, mettere a posto. Vicenza Oro 2017, l'edizione che apre i battenti domani, sarà blindata, elevati gli standard di sicurezza dell'edizione autunnale della fiera di richiamo internazionale dell'orificeria tra metal detector e controlli. Parola d'ordine sicurezza. L'edizione 2017 di Vicenza Oro, che apre i battenti sabato, sarà blindata. Obiettivo ridurre a zero furti e maxi colpi di bande, come è avvenuto in passato. In fiera, come in aeroporto, con varchi per il controllo radiogeno, visitatori passati ai raggi per verificare l'eventuale introduzione di oggetti metallici, rafforzate le misure di accreditamento. All'ingresso i visitatori vengono fotografati e prima di accedere alla parte espositiva devono presentare un documento d'identità. All'interno e all'esterno dei padiglioni una rete di telecamere sorveglierà ogni movimento e scandaglierà eventuali facce sospette. Importante la presenza delle forze dell'ordine sia in divisa che in borghese, mentre un elicottero sorveglierà dall'alto le fasi di carico e scarico dei preziosi. Alla polizia stradale il controllo dei punti d'accesso stradali e ferroviari, mentre la polizia municipale si occuperà della viabilità. Sensibilizzati anche gli hotel, che rafforzeranno i controlli nelle hall per impedire l'accesso di chi non è cliente. La cultura procede a Treviso, la stagione di mostre ed eventi al Museo Bailo dal 29 settembre al 12 novembre, si potranno ammirare in occasione del decennale della morte le opere di Francesco Piazza, cadorino d'origine ma trevigiano d'elezione. L'artista fu pittore, poeta e soprattutto maestro nelle incisioni con la tecnica dell'acquaforte, un'occasione, secondo l'assessore Franchine, per ritrovare su stampe e tele paesaggi dimenticati o scomparsi. Sport, la De Longhi Treviso Basket scalda i motori a pochi giorni dall'inizio del campionato di A2, una realtà sempre più consolidata non solo nel panorama sportivo della Marca. È cresciuta la società e nel frattempo sono cresciuti anche un po' gli obiettivi. Quest'anno d'estate si è fatta una squadra che dovrebbe essere sulla carta più competitiva, si sta lavorando per renderla competitiva. Si riparte e il direttore generale della De Longhi Treviso Basket, Giovanni Favaro, non nasconde che le ambizioni sono alte. Dopo che il sogno promozione è sfumato la scorsa stagione contro la Fortitudo, il sogno del salto in A1 è forte. Dopo le amichevoli precampionato, domani è già tempo di Supercoppa contro Biella, poi il 1° ottobre la prima sfida contro Piacenza. Ma Treviso Basket non è solo gare, è qualcosa di più. Un universo composto ormai da 180 aziende della provincia di Treviso,
130 all'interno del consorzio Universo Treviso, altri 50 che sono sostenitori dell'attività. È un mondo che vive assieme, che fa attività assieme, che sostiene la realtà sportiva che nel frattempo è cresciuta tantissimo. E poi il grande bacino del settore giovanile, elemento chiave per rafforzare il movimento a Treviso. L'estate scorsa si è raggiunto anche questo accordo con la Pallacanestro Treviso, in cui si continua a fare attività di un certo livello con i giovani usciti anche da loro. Questo in questo momento ci porta a un 450 ragazzini che fanno attività sotto la bandiera, sotto la maglia di Treviso Basket. Intanto la palla 2 è vicina, da Negri a Fantinelli, da De Zardo a Imbrò. I ragazzi di coach Pilastrini sono pronti, ma la società resta con i piedi per terra, scaramanzia o meno. L'importante è una cosa: che la gente si diverta al palazzo, poi vediamo cosa succede. Bene, è proprio tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona giornata. Sulle nostre regioni sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto, come anticipato, sole e bel tempo su tutta la regione. Da rilevare soltanto al mattino qualche banco di nebbia sulle pianure meridionali, ma sarà in rapido dissolvimento. Le temperature massime risultano essere in leggero aumento sui 19-24 gradi, minime tra 7 e 13 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Prosegue il tempo asciutto e soleggiato ovunque, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature massime anche in questo caso in lieve aumento, previste sui 20-23 gradi minime stazionarie o in lieve calo tra 9 e 12 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del tempo del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà soleggiato e stabile, qualche addensamento sui settori alpini ma senza altre conseguenze. Temperature massime in ulteriore locale aumento sui 24-27 gradi, minime fresche sui 6-8 gradi circa. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli e occidentali. Bene, dal meteo è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.